forse un po' troppo. Prova, meglio? Sì, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, buonasera a tutti. Ok. Sì, forse chi è in prossimità lì della porta, forse è bene che si sposti in avanti. Ci sono posti. Ci sono posti qui alla nostra sinistra, venite pure su in alto, via. Risonanze. Bene, buonasera, benvenuti a tutti. Qui c'è un po' il microfono, forse che è un po' troppo alto. Benvenuti a tutti a questo momento di confronto tra le due candidate al sindaco di Codognier, Elisa Tommasella e Lorena Andretta. Dico una parola perché sono io qui questa sera e non altri. Innanzitutto perché sono stato invitato dalle due liste in quanto giornalista. Il mio piccolo, sono giornalista pubblicista dal 2005 e direttore del settimanale diocesano L'Azione, che penso alcuni di voi conoscano, che cerca di essere attento alla vita religiosa, certo, della nostra diocesi, ma anche alla realtà sociale, culturale e politica del nostro territorio. E tramite i suoi giornalisti L'Azione talvolta modera dibattiti tra politici e candidati al sindaco. Quello di questa sera è un confronto tra candidati, meno un confronto con la popolazione, dal momento che entrambe le liste hanno un fitto programma in queste settimane di incontri con i cittadini. Pertanto, quello di questa sera vuole essere innanzitutto un confronto tra Elisa e Lorena. Tuttavia si è voluto lo stesso dare uno spazio agli interventi dei cittadini, scegliendo come metodo, forse un metodo che ha anche delle controindicazioni ma comunque anche dei vantaggi, abbiamo scelto come metodo quello delle email. Me ne sono arrivate circa una trentina con domande appropriate e di alto tenore, di alto significato. Per questo mi sento di dire grazie a quanti hanno inviato il loro contributo. Non potremo leggere tutti ovviamente, ma ne sceglierò 3 alla fine della serata. Sempre tramite queste email, da diverse persone è venuto l'appello ad un confronto pacato e sereno tra le candidate, tra le due liste e tra i cittadini. Ribadisco anch'io questo appello perché sia di stimolo a questa serata, un appello a un confronto pacato e sereno. Un ultimo pensiero: impegnarsi in politica è un servizio alla comunità.
non è un fatto, una decisione scontata, ovvia. Nei 28 comuni della nostra diocesi che andranno al voto il 26 maggio ci sono 5 comuni con una lista soltanto. Questo non è un bel segno, perché dice un impoverimento della vita di una comunità sociale, politica, culturale, ed esprime allo stesso tempo anche la fatica di questo impegno. Ribadisce il fatto che non è scontato che ci siano persone che trovano il tempo per dedicarsi alla comunità nell'ambito della politica. Quindi credo si debba dire grazie a chi si è messo in gioco per questo appuntamento elettorale, le 2 candidate a sindaco e membri delle 2 liste, per i quali tutti inviterei a fare un applauso bipartisan. Ecco, io devo anche armeggiare qui il timer, spero di riuscirci, perché adesso infatti si è... Ah, ecco, adesso è ripartito. Bene, cominciamo subito, a finita l'introduzione. Abbiamo già deciso chi risponderà a questa prima domanda, Lisa, sì, e poi Lorena, riguarda le motivazioni che vi hanno spinto all'impegno in politica e quali sono le principali idee ispiratrici della vostra lista. Sarà dedicata a questa prima domanda, quindi motivazioni personali e principi, ideali di base che danno significato al programma della lista. 5 minuti per questa prima domanda a entrambe le candidate. Buonasera a tutti. Parto subito perché 5 minuti sono veramente pochi. Numerosi sono stati i cittadini e anche l'amministrazione uscente mi ha chiesto di pensare seriamente a questa candidatura. Perché? Perché vogliamo garantire la continuità. Non è stata una decisione semplice, in quanto ho dovuto riflettere su alcune questioni importanti. La prima, innanzitutto, se io ho le capacità per sostenere un ruolo così. Però esco da 10 anni di amministrazione e da molti anni di volontariato, quindi ho pensato sì, ce la posso fare. Poi sono moglie dell'ex sindaco uscente, sono una moglie orgogliosa di esserlo, di un sindaco che ha fatto veramente grandi cose in questi 10 anni e credo sia innegabile che si sia speso per la comunità. Ho una famiglia e ho anche un lavoro, però nonostante tutto ciò ho deciso di accettare, perché io amo il paese in cui vivo e amo la comunità con cui mi relaziono ogni giorno. In questi 10 anni devo dire che sono successe molte cose che mi hanno formata e io ho deciso di scendere in campo perché voglio dare continuità a quanto fatto, ai sacrifici portati avanti in questi 10 anni. Adesso mi domando, e lo chiedo anche a voi, ma abbiamo fatto male in questi 10 anni? Cercate di ricordare cosa abbiamo fatto in questi 10 anni per la comunità. Abbiamo traghettato il nostro comune in una decina di anni di profonda crisi socio-economica, ma nonostante questo, ed è indubbio non poterlo ammettere, abbiamo garantito servizi e realizzato opere pubbliche per più di 6 milioni di euro in ristrettezze economiche. Ci siamo inventati delle soluzioni e siamo andati avanti. Vi abbiamo quindi dimostrato che noi riusciamo a farcela anche nelle difficoltà e attenzione perché ci sono treni che stanno arrivando e che se non vengono colti al volo se ne vanno e uno di questi sta per fermarsi il 28 di maggio. Se voi ci darete la fiducia, io vi garantisco che questi treni non li perderemo. Cosa succede il 28 di maggio? La nuova amministrazione dovrà essere pronta sul pezzo a portare avanti un'opera pubblica fondamentale, che è quella della messa in sicurezza degli edifici, delle scuole. Messa in sicurezza, un adeguamento necessario dovuto all'evolversi della normativa, per cui il Comune di Codognè ha ricevuto un contributo ministeriale, confermato l'altro giorno, di 1.200.000 euro. Ma questo treno, se viene perso, non si ferma più perché le opere devono essere fatte quest'estate e il tutto deve chiudersi nel 2020. Noi ci siamo, noi siamo pronti per andare avanti e per cogliere tutte queste occasioni. Noi garantiremo la manutenzione delle strade, garantiremo la manutenzione del nostro patrimonio pubblico, ci occuperemo di sicurezza pubblica. Però una cosa voglio dire,
Una comunità non vive solo di asfalto e di cemento, una comunità vive anche dei valori su cui si basa e io voglio continuare a far crescere questi valori importanti su cui abbiamo sempre strutturato l'amministrazione in questi 10 anni. Cosa voglio fare io? Voglio far crescere il dialogo con la parrocchia, con le associazioni, con le famiglie, come già fatto, ma voglio continuarlo perché abbiamo fatto delle cose importanti e non voglio perdere queste occasioni fondamentali. Voglio che il faro che orienta la nostra navigazione, la mia barca, di cui io al momento sono un pseudo capitano, voglio che questo faro sia il rispetto reciproco. Punterò molto sul rispetto delle pari opportunità, lavorando sui problemi quali la discriminazione tra uomo e donna, la discriminazione sul lavoro e la discriminazione nel campo della disabilità. Voglio occuparmi della tutela della famiglia, del diritto alla maternità e alla paternità. Voglio occuparmi dei diritti che i bambini, i nostri figli hanno di vivere nel benessere, di vivere una comunità che abbia dei principi cristiani. Voglio garantire il diritto allo studio, l'accesso alla cultura e lo spazio per i giovani, perché una comunità migliora se c'è dialogo, se c'è aiuto reciproco, non ci devono essere pregiudizi. Io sto vivendo male questa campagna elettorale perché ne sento di tutti i colori, mai più. Io voglio la coesione sociale, voglio la trasparenza e il rispetto della diversità, perché è nella diversità che si cresce. Grazie. Stessa modalità. Perfetto. Non va più. 3, 2, 1. Posso andare? Signori, buonasera a tutti. Io vi ringrazio intanto in questa serata così complicata, questa pioggia, della vostra disponibilità a venire ad ascoltarci. Io vi saluto in questo luogo che mi è carissimo, l'ho inaugurato io tanti anni fa, ci sono venuta da sindaco, ci sono venuta da tifosa ultimamente, da tifosa della pallavolo, ci torno adesso come candidato sindaco. La vita riserva sempre una montagna di sorprese, mai ci avrei pensato. Però ci torno entusiasta di questa candidatura e sono qui per dirvi il perché. Allora, io sono qua, sono stata il vostro sindaco, sono il vostro candidato della lista numero 2 adesso e qui c'è la mia squadra, una squadra di persone brave, capaci, entusiaste, alcune hanno esperienza, alcune tanta voglia di crescere e di fare. Per quel che mi riguarda, io sono laureata in economia aziendale, come tutti ben sanno, sono un dottore commercialista, sono anche un insegnante di ruolo alla Ragioneria di Vittorio da una vita. Quindi, come dire, le occasioni, le opportunità di lavoro non mi mancano. Saluto e ringrazio del sostegno mio marito, i miei 2 figli, Irene e Gianni, che mi stanno sostenendo in questa campagna difficile quanto avvincente, ecco, lo devo dire, ma ho il sostegno di questa famiglia generosa e anche di mia madre che non mi fanno mai mancare, come dire, l'appoggio e il sostegno quotidiano. Allora, ho 2 figli, una famiglia come ho detto, mi potrei occupare di questo, il lavoro non mi manca, le soddisfazioni eccetera, ma ho detto non basta. E perché allora ci sei in gioco? Perché me l'hanno chiesto in tanti. Me l'hanno chiesto in tanti perché? Perché mi hanno tutti sottolineato alcuni aspetti della mia precedente esperienza di sindaco che fanno ritenere che io possa essere un buon sindaco per i prossimi 10 anni per questo comune. Allora, quali sono le motivazioni? Un lavoro fatto in 10 anni. È vero che non si vive, come dire, di sole opere pubbliche, si vive di cultura, di associazionismo e tanto altro, però devo dar atto che se non avessimo per esempio questa bella palestra non avremmo la squadra di pallavolo che può allenarsi, le bambine che fanno altre attività, la danza e qualsiasi altra cosa, così come gli impianti sportivi, così come la Giannino Ancillotto, così come tutto il resto. In 10 anni abbiamo speso circa 12 milioni di euro di opere pubbliche e abbiamo rivoltato il comune come un calzino. Dopo tornerò su questi punti un po' più avanti. Insieme alla squadra ovviamente di assessori e consiglieri che avevo allora. E mi è stata riconosciuta la capacità di essere stata sempre il sindaco di tutti, perché non tutti ti hanno votato, ma tutti sono i tuoi concittadini. Credo che questo sia incontrovertibile. Ho lasciato bilanci comunali sempre in ordine, quindi per definizione sempre in ordine, e se avrò il tempo spiegherò anche perché è sbagliato dire che ho lasciato debiti, non è vero nella maniera più assoluta.
Ho la schiena dritta, mi viene riconosciuto da tutte le parti, non ho mai ceduto e mai cederò alle richieste e alle utilità dei singoli. Si fanno accordi, transazioni, mediazioni trasparenti e chiare in comune, ma cedere alle richieste dei singoli mai. Quindi questo è un punto di rigore che io ho di mio, ce l'ho sul lavoro, ce l'ho a scuola, ce l'ho qua. Ho un'esperienza amministrativa importante da spendere con molta parte della mia squadra che è qua. Ho un'esperienza politica e un'esperienza professionale che mi porta a lavorare col Tribunale, mi porta a lavorare con tanti altri colleghi, mi porta ad affrontare i problemi, come dire, da un punto di vista tecnico, giuridico e anche economico. E per quel che riguarda le altre aree dove non sono una specialista, qui ci sono persone in grado di farlo per me e per noi. Quindi c'è l'entusiasmo, c'è la capacità, c'è l'esperienza, c'è la volontà di fare, di provare ancora questa esperienza, come dire, che comunque è una nuova esperienza, è un'altra storia. Il programma, guardate, l'abbiamo illustrato in 2 settimane di campagna, saremo in campagna ancora fino a venerdì sera, quindi nei dettagli lo illustrerò più avanti e, come dire, più avanti in questa serata e più avanti nella campagna. Io dico che questo comune invece deve ripartire perché ha rallentato negli ultimi 10 anni la sua corsa in maniera vistosa. Io penso di essere la persona adatta a guidare questa squadra che lo farà e perché penso che l'amministrazione sia passione politica, sia impegno civile e non una questione familiare. Non si tratta di continuità ma di familiarità. Vi ringrazio. Grazie, adesso entriamo più direttamente nel vivo della serata. Saranno poste 4 domande alle 2 candidate che riguardano 4 aree tematiche, così credo sia data l'opportunità a loro di dettagliare un po' in particolare quello che è il loro programma per la prossima amministrazione. Le 4 aree sono un po' queste: il servizio alla persona, le realtà associative, la cultura, le infrastrutture. Abbiamo scelto come metodo, adesso un metodo un po' strano, nel senso che daremo 4 minuti a una candidata, 5 alla seconda e poi 1 minuto ancora alla prima, in modo tale che possa controreplicare a quello che dirà la seconda candidata. Allora dobbiamo però tirare a sorte per vedere chi comincia. Chi vince comincia per primo, d'accordo? Quindi Leonardo, l'Europa, vediamo qua come va. L'Europa. Quindi ripeto un po' la domanda: per quanto riguarda il servizio alla persona, quali sono le misure che avete in mente di realizzare nei prossimi anni come amministrazione? Allora, l'argomento è complessissimo, nel senso che 4-5 minuti sono davvero pochi, però io direi che la cura della persona è uno degli elementi fondanti di una comunità che altrimenti non si può dire tale per alcuna ragione. Comincio dai meno giovani, nel senso che c'è un invecchiamento generale della popolazione che è un dato di fatto, lo dimostrano tutte le analisi demografiche. Io ho guardato velocemente i numeri del nostro comune e ho visto che nel 2018 le persone che hanno più di 65 anni sono 1149 e dei quali ce ne sono 368 che hanno più di 80 anni. C'è stato un aumento del 22% dal 2002, altro dato, e per quel che riguarda gli ultra ottantenni sono aumentati del 45%, erano 204 nel 2002. In tutta questa faccenda ci sono 239 persone over 65 che vivono sole. Allora, è chiaro che i numeri ci dicono che occuparsi delle persone meno giovani diventa una necessità e non solo un dovere e un piacere. Allora, se devo pensare che ci sono tutte queste persone che nel tempo, come dire, avranno bisogno di aiuto da parte del comune, devo anche pensare che comunque deve valere un principio generale, ed è il principio secondo il quale gli anziani, e vale anche per i disabili oppure le persone più fragili, devono poter vivere nella loro casa il più a lungo possibile, tra i loro affetti, le loro cose, le loro abitudini. Quindi questo è un principio, come dire, che non trascuro per niente. Però, c'è sempre un però. C'è chi in casa non ci può più stare. Ora, benissimo, è in realizzazione, speriamo che si possa fare in fretta, una residenza per anziani che sorgerà proprio qui a Codognier. Ci avevamo provato noi 15 anni fa, ma era stato preferito San Vendimiano e finalmente si realizza questo progetto.
Allora, noi siamo convinti che quello sia una grande opportunità, però teniamo conto che quella casa di riposo, la chiamo velocemente così, è una residenza che varrà per l'ex ULSEC, quindi 28 comuni della zona, quindi non solo per Codogno, potremo andarci noi, ma la distribuzione dei posti è territoriale. Allora, tutto questo mi induce a dire che c'è una prospettiva di ospitare queste persone che non possono più stare a casa in casa di riposo, però queste sono strutture comunque rigide. Poi c'è tutta la questione dell'impegnativa regionale che c'è, che non c'è, che bisognerà chiedere per avere il contributo, ovviamente perché sono posti accreditati, ma bisogna avere poi le impegnative. Allora, si tratta però di prodotti rigidi, vanno a fasce, ci sono gli orari, le robe, eccetera, eccetera. Io penso che si debba andare verso invece una gestione flessibile della persona anziana, della persona fragile. È il tempo che mi resta? Accidenti, devo accelerare. Quindi un prodotto flessibile, parlo troppo, che quindi riguarda i servizi semiresidenziali, l'assistenza domiciliare, la gestione degli appartamenti protetti, dei servizi complementari, quindi implementare tutti questi servizi qua, perché il privato può fare molto, ma è il pubblico, è l'amministratore comunale che deve dare il modello di residenza e di integrazione e di cura che vuole per gli anziani e per i disabili. Per quel che riguarda poi i disabili allora ci vogliono progetti a persona, ogni disabile, ogni persona fragile ha bisogno di un progetto a sé, bisogna stare appresso alle persone per quel che riguarda la burocrazia. Incentiviamo il CEO, incentiviamo Casa Vittoria e progetti come quello, l'inserimento lavorativo, il centro di sollievo, il progetto tempo guadagnato, i giovani. Bisogna partecipare ai bandi ULSS per educatori a domicilio, bisogna curare progetti per dislessici, discalculici, disgrafici, c'è un sacco di ragazzi che hanno di questi problemi qua. Va riaperto il centro giovani con persone preparate. Ogni euro speso in prevenzione, ricordiamoci sempre che diventa un risparmio di 10 nella cura, perché il principio è sempre quello: nessuno in questo comune deve rimanere indietro. Vi ringrazio. Invito, ci sono posti da quella parte, quindi un attimo che preparo il timer qui, Elisa. Ma invito quelle persone che sono vicine alla porta, ci sono dei posti lassù, se per favore vi spostate. 3, 2, 1, andiamo, 5 minuti. Io esordisco citandovi un'affermazione che ha fatto il magistrato Carlo Nordio ad un incontro a cui ho avuto l'onore di partecipare. Un amministratore e anche un politico devono avere una visione, lui l'ha definita strabica, della realtà. Perché questo? Perché un occhio deve guardare al presente, quindi alle necessità di oggi, l'altro occhio però deve guardare al futuro, quindi ai problemi e alle criticità che ci potrebbero presentare un domani. Ed è questo l'approccio che noi daremo alle nostre politiche sociali e in generale a tutto quello che andremo a fare se ci darete la fiducia. Lorena ha già fatto una parziale fotografia della nostra comunità, permettetemi di completarla. È vero, è una comunità anziana, spesso questi anziani sono anche soggetti a uno stato di solitudine, però partiamo dal fatto che la nostra famiglia è una famiglia polverizzata, cioè ridotta veramente all'osso. Se siamo passati da famiglie numerose, patriarcali, ora abbiamo nuclei familiari anche di un solo individuo, senza privato di quelle ausili, di quei supporti sociali familiari che ti dà invece una famiglia grande, allargata. Sono famiglie anche dai legami interni molto molto delicati. Cosa vuol dire? Che si parla troppo spesso di divorzio, separazione, allontanamento, gestione dei figli minori. Se uno dei due coniugi perde il lavoro, allora questo mina fortemente la stabilità della famiglia. Dopodiché i giovani, non dimentichiamolo, noi abbiamo dei giovani creativi e talentuosi che però sono troppo spesso sull'orlo della rischio dipendenza, non solo per le droghe, ma anche per quello che oggi è il nostro vero problema, cioè i social media, la comunicazione con una realtà virtuale che per loro invece è più reale del reale. È qui dove noi dobbiamo andare a intervenire. Permettetemi di dire che garantiremo tutti gli sforzi, i servizi portati avanti dall'amministrazione uscente, anche grazie al magistrale intervento e partecipazione dell'assessore Laura Busiol, che invito veramente a non abbandonarci ma a confermare la sua esperienza anche per l'amministrazione successiva. Porteremo avanti tutte queste risorse, ma faremo anche di più. Che cosa nello specifico? Intanto porteremo avanti le pari opportunità, potenziando
quello che è lo sportello donna, che non è qui a Codogné al momento, ma è a San Fior, anche se serve anche il territorio di Codogné. Ma non pensiate che il comune di Codogné, la nostra comunità, sia lontana da problemi di violenza domestica, violenza sui minori, violenza familiare, violenza anche nei rapporti umani. Lo sportello donna va potenziato, va portato qui a Codogné, però dobbiamo ampliarci perché la violenza è a 365 gradi. Quindi il comune di Codogné dovrà incidere all'interno della rete antiviolenza provinciale, perché ci sono gli strumenti per combattere questo male della nostra modernità e noi vogliamo essere presenti sul pezzo. Dopodiché continueremo a tutelare la famiglia perché vogliamo prevenire il disagio sociale. Tantissime sono le attività che vogliamo portare avanti per prevenire il disagio sociale, però fondamentalmente vogliamo puntare su ripristinare una rete di solidarietà comunale. Le famiglie devono aiutare le famiglie, dobbiamo aiutarci a vicenda perché il mutuo soccorso è la prima forma per prevenire le situazioni di disagio. Poi lavoreremo anche sull'offerta di attività lavorative per persone che da lungo tempo sono senza lavoro, perché le nostre famiglie, molte di queste, hanno bisogno di un respiro economico, quindi continueremo con il progetto Lavoro per Disoccupati. Sugli anziani, oltre alla casa di riposo, di cui ha parlato la Lorena, ma ci sono insomma, delle potenzialità in quella casa di riposo e tanti sacrifici che diventerà veramente un fiore all'occhiello per la nostra comunità e è vero, servirà tutti i comuni dell'area dell'US7, ex 7, ma abbiamo già stabilito con la cooperativa Anteo che se ne occupa della costruzione delle riduzioni nella retta per gli anziani che sono residenti a Codogné, cioè noi vogliamo che prima di tutto la casa di riposo serva, sia utile ai nostri anziani. Agganceremo poi a questa casa di riposo anche una seconda residenzialità per anziani autosufficienti, però magari rimasti soli, perché punteremo molto sul dare e garantire servizi che mantengano l'autonomia dell'anziano, come ad esempio la spesa a domicilio, oppure dei servizi che gli agevolino nelle prescrizioni sanitarie, utilizzando anche le nostre farmacie. E per i giovani, bene, l'ex caserma Masete diventerà una cittadella dello sport e una cittadella delle arti, dove ci saranno importanti spazi affinché i nostri giovani possano sviluppare i loro talenti, la loro creatività, stando lontani da ambienti molto molto più difficili e complessi come il centro giovani della Lorena Andretta, che era ubicato nelle fondamenta delle scuole medie, in un buco dove lì tutto poteva essere tranne che un ambiente sano per degli adolescenti. Velocissima, il centro giovani almeno c'era, adesso sono 10 anni che non c'è più e si vuole rifare. Gradiamo questa presentazione. Le ex caserme abbiamo anche noi l'aspettativa di poter fare, però ci vuole un tavolo di concertazione, signori, perché io da dottore commercialista li conosco bene i numeri, non ci sono i soldi, ci sono solo grandi soldi e grandi progetti, li posso fare anch'io, ma ho bisogno invece che questo grandissimo spazio venga concertato con i comuni, con l'ULSS, con gli artigiani, con la Camera di Commercio, con chi può dare idee perché si possa realizzare, perché ci vogliono i soldi pubblici ma soprattutto quelli privati, altrimenti non si va da nessuna parte, se no la sarebbe stato fatto, perché sono 10 anni che c'è questa amministrazione e ad oggi c'è questo progetto di casa di riposo e nulla più. Seconda questione, ultima, io chiedo alla Laura Busioli, perché penso che sia qua, che dia effettivamente contezza se c'è questa sua disponibilità, perché a me consta che per questa lista di Lisa Tomasella non ci sia. Vi ringrazio. L'ultima, io invece un buon assessore sociale ce l'ho, è in lista ed è qua seduto. Allora, Tony, invito a tenerli un po' più rasserenati, calmi, va bene? No, d'accordo, ma dicono tutte e due, sì, tu hai rivolto a entrambi. Allora, veniamo alla seconda domanda, entriamo sempre più in quella che è la realtà, ma il contesto del Codogné. Un aspetto molto interessante, una ricchezza senza dubbio del comune di Codogné è la ricchezza delle associazioni che caratterizzano appunto questa comunità. Anche in questo caso vengo a chiedervi quali sono le misure, i pensieri che avete relativamente appunto alle realtà associative
del Comune di Codogno. La parola ora passa a Lisa, a disposizione 4 minuti dal mio via. 3, 2, 1, poi andate. Intanto colgo l'occasione per salutare i presidenti, le associazioni, i volontari, che ne avevo molti qui presenti questa sera. Vi ringrazio di cuore per essere qui. Per parlare di associazioni io credo sia necessario conoscere le associazioni e per conoscerle bisogna viverle. Io e la mia squadra veniamo da un passato e un presente dove abbiamo affiancato e operato all'interno delle associazioni. Facendo cosa? Dalla manovalanza, con gli spostamenti tavoli, banchi e quant'altro, fino alla vera e propria compilazione di tutta quella mole burocratica di documenti necessari per richiedere le autorizzazioni perché si possa svolgere una manifestazione. Proprio perché noi conosciamo quali sono le reali esigenze e che cosa comporta la vita di un'associazione, ecco, permettetemi di richiamare quanto fatto in questi 10 anni dall'amministrazione uscente di cui io faccio parte, perché quello che noi abbiamo fatto sarà la continuità di dove vogliamo andare. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di valorizzare queste risorse, le associazioni, costruendo un dialogo costante con loro. Quando io sono arrivata nel 2009, un dialogo così costante con tutte le associazioni non c'era. Io ho trovato una situazione in cui associazioni di serie A contro associazioni di serie B e mi sono sforzata in questi 10 anni di abbattere questo modus operandi perché è assolutamente incivile. Per me le associazioni tutte, anche quelle che magari la pensano in maniera diversa da me, hanno qualcosa di buono e di positivo e possono portare veramente grandi cose tutte quante alla nostra comunità. In questi 10 anni le associazioni sono aumentate, come è anche aumentato il numero delle iniziative che sono state portate all'interno del calendario comunale. Quindi inevitabilmente ci sono stati degli accavallamenti. Io ho sentito anche delle voci contro il mio modo di gestire questi accavallamenti, perché secondo molte persone non li avrei proprio minimamente gestiti. Ma io vi dico questo, nel momento in cui c'era un accavallamento, io consultavo i presidenti delle associazioni coinvolte e chiedevo loro di mettersi d'accordo, oppure se volevano potevamo organizzare un incontro al fine appunto di rimuovere questi accavallamenti. Però ricordatevi, io ho sempre operato per il bene della comunità. Se ci sono stati ulteriori accavallamenti era perché A, o non mi veniva comunicato dall'associazione questo, o che veniva fatta la manifestazione, oppure B, c'erano dei problemi per cui la data veniva spostata. Adesso io comunque ritengo che questi problemi devono sempre essere gestiti con il buon senso e nel rispetto delle parti, senza scendere in bagarre popolari in mezzo al mercato. Questa cosa non la sopporto veramente. Poi cosa abbiamo fatto per le associazioni? Le abbiamo aiutate in quest'iter complicatissimo che era la compilazione delle domande per la messa in sicurezza delle manifestazioni, ma non perché noi volevamo insistere sulla compilazione delle domande, ma perché è doveroso che una manifestazione sia messa in sicurezza. In primis perché sennò il Presidente rischia di mangiarsi fuori anche la casa. Secondo, perché è giusto che chi viene a fare una manifestazione, viene a fruire di una manifestazione a Codogné, sia sicuro che non gli può succedere niente, che non dovrà compiangere i suoi propri morti, come è successo a Refrontolo. Su questa cosa della sicurezza, io la sottolineo 4 volte che abbiamo messo un grandissimo impegno. Chiudo semplicemente citandovi una frase che sarà un po' il nostro faro per i prossimi 5 anni, se ce lo permetterete, credendo moltissimo nell'associazionismo. Ciò che abbiamo fatto da soli, ok, e solo per noi stessi, morirà con noi. Però ciò che abbiamo fatto per gli altri e per il mondo rimarrà in eterno e le associazioni fanno veramente grandi cose, grandi servizi necessari per la nostra comunità che non possono essere ignorati. Quindi grazie a tutte le associazioni, io darò il massimo sostegno a tutti quanti a prescindere. Rinnovo l'invito alle persone sulla porta, qui ci sono dei posti alla mia estrema sinistra, quindi vi prego proprio di spostarvi da lì, di non stare in piedi perché poi vi stancate, insomma. Allora, va bene? Sì. La stessa domanda alle associazioni. Benissimo. Partiamo, 5 minuti. Allora, io penso, sono convinta che le associazioni, tutte quante le associazioni, sono il tessuto che tiene insieme una comunità. Consapevoli di ciò, io consapevoli di questo, qualche giorno fa ho chiesto un incontro, sono venuti giovedì tutti i presidenti, tanti componenti delle associazioni, ne abbiamo una quarantina in questo comune qua,
sono davvero tante, sono tante le persone che sono venute. Io ho trovato un ambiente positivo, persone che volevano dialogare, spiegare, suggerire e chiedere. Chiedere ascolto. È stata una serata veramente speciale, mi ha sorpreso il numero delle persone e i ragionamenti che ne sono usciti. Allora, io direi che mi viene da fare questo ragionamento. Allora, in periodi in cui scarseggiano i soldi, l'abbiamo già detto, insomma, non ce n'è, faticano le famiglie, fatica ancora di più il comune. Quindi ci sono pochi soldi a disposizione dell'amministrazione comunale e le uniche risorse che possiamo considerare non limitate sono quelle delle associazioni da una parte e delle imprese dall'altra. Allora, le imprese chiaramente fanno il loro lavoro, sono volte al profitto, creano, come dire, occupazione, creano in qualche modo la possibilità che abbiamo di avere un lavoro, di avere, come dire, una paga, di avere i servizi, eccetera. Bisogna ricreare le occasioni perché le imprese tornino ad investire in questo comune, nel senso che non parlo delle zone industriali, ne abbiamo e ce ne avanzano, però parlo del piccolo esercizio di vicinato. Non è possibile che a Roverbasso non ci sia un bar, non è possibile che chiuda la latteria di Cimetta, per ragioni che sono sicuramente imprenditorialmente fondate. Sicuramente il sindaco non può andare là a ordinare le verze della bottega, però certamente che è compito del sindaco, ed è un obiettivo, è quello di creare le condizioni perché accada che torni qualcuno ad aprire i battenti, perché altrimenti le frazioni e le comunità muoiono. Questo credo che sia senza ombra di dubbio. Nel nostro comune le associazioni sono una quarantina, sono le associazioni d'arma, sono le associazioni scolastiche, sono le associazioni sociali, per dire la verità un po' poche quelle, perché sono faticose, sono le associazioni sportive, quelle culturali, del tempo libero, eccetera, eccetera. Ecco, penso che sia dovere di un sindaco, e parlo se sarò eletta, quindi, che non si debba gestire il potere dando contributi, non dando contributi, eccetera, o complicando la vita con regolamenti comunali a fatica, complessi, eccetera, a queste persone che dedicano tempo a fare l'attività che ricordiamo sempre è volontariato puro, quindi non solo non si prendono soldi, anzi si mette qualcosa in tasca propria se ci appagano salve di soenze quando le robe non va come dovrebbe andare. Questo è. Allora, il comune può chiedere aiuto e supplenza alle associazioni, alle tante attività e servizi che queste possono dare, ma deve anche dare a queste associazioni la possibilità di svolgere le loro attività con tranquillità a beneficio di tutti, e noi lo faremo. Io ricordo che sono stata sempre molto fortunata per avere avuto da associazioni generose tantissimo aiuto. Non vi nomino neanche a una perché sennò va a finire come dire che si lascia fuori qualcun altro, però questo è accaduto. Allora, come lo faremo? Aiutando, ove necessario, almeno nel disbrigo delle pratiche che sono pratiche, come dire, autorizzative, se non altro quando c'è il comune. Con accordi semplici per quanto possibile, perché c'è una normativa anche complicata, ma insomma, per quanto possibile sull'utilizzo delle strutture comunali, e sono tantissime, dalla palestra, ai campi, la biblioteca e quant'altro. Poi bisogna incentivare la collaborazione tra le associazioni stesse. Solo per fare un esempio, il calcio collabori con la pallavolo, che coinvolga il CEO, sono alcune delle idee che sono uscite l'altra sera, alcune poche. Serve creare quel tessuto connettivo tra le frazioni che manca da 10 anni, anche attraverso un coordinamento territoriale tra le associazioni che dia 4 regole dove tutti si possono ritrovare, perché lo chiedono i presidenti, ce l'hanno chiesto l'altra sera e noi siamo qua per farlo. Sono giusta? Grazie. Allora, un minuto per la controreplica, il mio via, Lisa, un attimo che possiamo partire, andiamo. Allora, Lorena arriva un po' in ritardo, perché che le associazioni abbiano cominciato a collaborare reciprocamente, aiutandosi di volta in volta nelle varie manifestazioni, questa cosa già succede. Non posso citare i casi perché altrimenti rischierei di fare, cito un'associazione e posto un'altra, l'hai detto anche tu, però guardati intorno, le associazioni già stanno iniziando a collaborare tra di loro
da diversi anni, quindi questo è merito della nostra amministrazione. Dopodiché sul fatto della normativa nazionale delle tante carte che devono essere compilate per fare una manifestazione, cioè posso dire, ora che non è una cosa da prendere sotto gamba e da dire vabbè ci sono un po' di carte, vedremo di farle, è una normativa impegnativissima. Il Comune in questi anni ha sempre affiancato le associazioni nella loro compilazione, ma per questioni di sicurezza, come dicevo prima, e vi garantisco che se il Comune non si fosse impegnato a seguire questa normativa e ad aiutare le associazioni, manifestazioni importanti, grandi, e viene in mente una di sicuro che viene fatta a luglio, non sarebbero mai state possibili senza un'amministrazione forte che si preparava dal punto di vista normativo. Veniamo alla terza domanda, che attiene all'argomento della cultura. Anche in questo caso 4 minuti a disposizione di Lorena per presentare che cosa pensa la sua lista, lei come candidata, relativamente al tema della cultura per il Comune di Codogno. Quando sei pronta? Sì, certo. Allora, la cultura l'abbiamo sempre intesa come una crescita dell'individuo, sia sotto il profilo intellettuale che sotto il profilo morale. Io penso che la cultura ci aiuta a convivere con gli altri, ci aiuta a conoscere, ci aiuta a capire, a comprendere le nostre radici e a guardare avanti, ci aiuta a conoscere la storia e spererei anche a non ripetere errori del passato, anche se ciò poi si è dimostrato spesso non vero. Quindi va coltivata la memoria, di questo sono pienamente convinta, con tutte le iniziative utili, ma guardando avanti con un'apertura mentale che vada oltre i confini comunali, che guardi alle esperienze che ci sono nei comuni contermini, alle esperienze che ci sono in questo paese grande che è l'Italia, ma anche all'estero. Perché ce lo chiedono i nostri giovani. E perché lo dico? Perché tutti hanno fatto o faranno un progetto Erasmus. A scuola dove insegno io a Vittorio ci sono un centinaio mediamente di studenti all'anno che vanno all'estero a fare un progetto qualsiasi, aiutati dalla scuola o anche da soli. Allora, è chiaro che bisogna che noi impariamo ad essere collettività che sa coniugare il nostro sapere locale, la nostra storia con l'esterno, altrimenti ci culliamo nella nostalgia e i giovani se ne vanno e non tornano. Allora io penso che gli amministratori comunali non è che debbano avere il dovere di produrre cultura, io non sarei in grado e nessun altro probabilmente lo potrebbe fare, nel senso che quello che l'amministratore comunale deve fare è favorire le condizioni perché si faccia cultura, dobbiamo dare tutti gli strumenti e le opportunità possibili. Allora, la cultura va promossa ovunque, in qualsiasi forma. Io l'ho dimostrato tanti anni fa quando ho voluto a tutti i costi il restauro e la ristrutturazione della Giannino Ancilotto. La Giannino Ancilotto era un fabbricato chiuso, in disuso, si profilavano ipotesi magari così, c'era il boom dell'edilizia, per cui no. Quella era una memoria storica, un bene che andava ripristinato, ristrutturato e ridato in uso alla collettività, cosa che è accaduta con grande soddisfazione di tutti. Quindi io penso che bisogna partire dalla biblioteca, che deve diventare il luogo e laboratorio di idee, deve accogliere chi si occupa di cultura. Diamogli spazio, apriamogli i luoghi per creare questa cultura. Ci sono associazioni culturali nel nostro comune che ci invidiano tutti. Diamogli spazio, diamogli l'opportunità di esprimere ancora più di quello che stanno facendo. Creiamo la continuità con le scuole che devono essere protagoniste, come lo sono state quando hanno fatto i laboratori, mi ricordo benissimo, dall'ultimo anno delle scuole materne fino alla terza media. Abbiamo fatto spettacoli memorabili sotto i capannoni agli impianti sportivi che sono stati ripresi allora. Uno era sul tema dell'acqua, bellissimo, importante, maestri, insegnanti, professori, tutti a collaborare. Una storia lunga di tessuto, di connessione tra. Allora, io penso che le iniziative che avevamo svolto allora erano tante e mi viene in mente il corso di filosofia del professor Pinonetto, i corsi di arte della professoressa Gava, la rassegna teatrale sui vari filoni, i dialettali, i noir inglesi, le commedie, i corsi per genitori sull'intelligenza emotiva a 0-3 anni, lo spazio ascolto dedicato ai giovani, il gruppo Giovani per i Giovani, le serate a tema di film, aiutiamoci con la musica, con l'aiuto di Zanella.
Gli incontri con l'autore per stimolare la passione verso la lettura, gli incontri con i personaggi ad alto profilo su tematiche sensibili quali la giustizia e la legalità, è venuto Gerardo Colombo, poi Giorgio Lago ed altri. Ecco, io penso che tutte queste iniziative qua siano state perse e vadano ripristinate, anche se in una visione di oggi, ma sono state iniziative importanti e qualificanti per il nostro comune. Io penso e spero che nel prossimo quinquennio si possano rivedere. Grazie a tutti. Possiamo iniziare per rispondere e sviluppare la tematica e il controreplicare. Allora, cominciamo dall'edificio Giannino Ancillotto, inaugurato nel 2008 con un sacco di problemi strutturali a cui noi abbiamo dovuto mettere tacconi, perché era impossibile, o lo si buttava giù e lo si faceva in maniera con criterio, in maniera civile, oppure bisognava veramente tacconare. A partire dal fatto che mancava la guaina che raccordava i due edifici, mancavano tante cose. Se andate a vedere i bagni del Giannino Ancillotto vedete che c'è una differenza tra nelle piastrelle e il muro di circa 2 centimetri. Nulla di preoccupante, però i lavori non sono stati fatti a regola d'arte. Quindi questo è 11 anni di Giannino Ancillotto a cui noi abbiamo dovuto mettere mano, e abbiamo adesso un altro impegno di spesa per altri 40.000 euro per risistemarlo, e ha 11 anni quell'edificio. Andiamo avanti. Noi abbiamo dato in questi anni numerose sedi alle associazioni comunali, quindi non è vero che non diamo spazio alle associazioni, e adesso, quando realizzeremo la cittadella delle arti alle caserme Masetta, avremo ulteriori spazi per le nostre associazioni comunali. La Giannino Ancillotto, e rispondo, è sempre impegnata, cioè ci sono tantissime attività, tantissime manifestazioni culturali grazie anche alle nostre associazioni. È un edificio sempre vivo e la biblioteca è aperta tante ore a settimana, quindi non mi si venga a dire che deve essere potenziato, perché è già un servizio ben strutturato quello che noi stiamo facendo. Tanti servizi che tu hai detto, Lorena, che non esistono più. In verità non è vero, cioè informati prima di dire queste cose. Lo spazio ascolto, lo sportello spazio ascolto a scuola c'è e l'abbiamo potenziato noi, e l'anno scorso è servito a più di 120 ragazzi utenti delle scuole medie. Esistono queste cose, noi non le abbiamo cancellate. Ciò che c'era di buono noi l'abbiamo portato avanti. Adesso parlo del mio. Allora, secondo me, la cultura, si fa cultura quando tutti partecipano, cioè quando io riesco a far passare un messaggio e tutta la comunità, istruiti e meno, riescono a comprenderlo, è lì che si fa cultura. Io non sopporto la cultura che deve essere per forza esclusiva ed elitaria. La cultura deve essere inclusione sociale, è l'ABC dell'inclusione sociale, e io mi batterò per questo. Mi batterò perché la biblioteca continui ad essere quella bella risorsa che è, cioè un motore culturale. Abbiamo 2 gruppi di lettura, adulti e ragazzi, e questo è una risorsa splendida per il comune di Codogné. E abbiamo fatto talmente bene il nostro mestiere che nel 2008 il Ministero ha riconosciuto Codogné come città che legge per il biennio 2018-2019. Quindi tanto male, Lorena, non abbiamo fatto in questi anni. Dopodiché, un fiore all'occhiello che ho portato avanti io e che continuerò a portare avanti, se mi permetterete, è quello dell'archivio della memoria popolare. Un proverbio cileno dice che quando muore un anziano è come se un'intera biblioteca venisse bruciata. Io mi sono battuta in questi 10 anni affinché i ricordi dei nostri anziani venissero registrati, scritti, perché è giusto che questo sapere possa essere tramandato alle giovani generazioni. In questi anni noi abbiamo perso occasioni perché si tramandasse questo sapere. Non è una marcord, è una necessità che grida vendetta. La comunità ha bisogno di questo sapere perché è la base della nostra identità come comunità, e tutto quello che noi faremo lo raccoglieremo all'interno dell'archivio della memoria popolare. Partirà anche, se me lo concedete, la colletta della memoria popolare. Se avete ricordi, memorie, documenti che riguardano la storia più recente di Codogné, condivideteli con noi, andate in biblioteca, perché sarà patrimonio che entrerà a far parte dell'archivio della memoria comunale, per salvare quello che è custodito nella mente dei nostri nonni, che altrimenti, morti questi, se ne va tutto nel dimenticatoio. Sostegno alla pubblica istruzione? Assolutamente sì, continueremo a farlo,
anzi asili, scuole, istruzione in senso lato, perché i nostri ragazzi hanno il diritto di attingere a pieni mani a un'educazione di tutto rispetto. Una delle novità però che porteremo avanti per quanto riguarda l'istruzione è quello del buono libro comunale, ovvero partirà già da quest'anno. Tutte le famiglie che hanno un ragazzo iscritto in prima media, il comune darà a tutte le famiglie un contributo per l'acquisto di cancelleria o libri di testo a sostegno proprio delle spese che la famiglia deve affrontare, perché nelle elementari le spese sono più contenute, ma alle medie le spese cominciano a lievitare di molto. E poi permettetemi ancora 5 secondi, la mela cotogna. Io voglio portare avanti la festa della mela cotogna così come io l'ho pensata e io mi sono sacrificata per 10 anni per portarla dove oggi è. Grazie. Un minuto per la controreplica. Allora, mi pare dunque, come dire, di dover sottolineare che la festa della mela cotogna è nata nel 2001 sotto la mia, come dire, il mio decennio di sindaco, durante il primo mandato, così come la festa che la ospita era nata nel 96 con Gianfranco Lorenzon. Dopodiché continuo a sentire questa storia della cittadella dello sport e della cultura. Io non dimentico che qua abbiamo una montagna di impianti sportivi, cosa ne faremo, e continuo a non sapere come la finanziamo. Punto. Biblioteca 15 ore è aperta, mi consta, ma la biblioteca deve stare aperta 150 ore a settimana, potendo, signori miei, perché è costata 900.000 euro quella biblioteca là. Veramente 40.000 euro di riparazione, ma è costata 900.000, non può stare chiusa per la maggior parte del tempo. Gli spazi e le associazioni comunali, scoprire l'acqua calda qua dentro, cioè nel senso che li abbiamo dati una vita fa. Tutti quelli che avevamo, se ne sono aggiunti altri, siamo contenti per i presidenti delle associazioni. Grazie. Quarta e ultima domanda di questa batteria piuttosto impegnativa di interrogativi riguarda una questione molto seria, molto concreta, pratica, non che non lo fossero le altre, ma questa va in modo particolare e riguarda le infrastrutture. Anche in questo caso dunque, mi rivolgo in modo particolare a Lisa che risponderà per prima, chiedo quali sono le misure e i progetti che avete in mente circa le infrastrutture comunali. Io inizio rispondendo a Lorena in merito alle caserme Masek, perché è un'infrastruttura. La cittadella dello sport, il ripristino degli impianti sportivi dei militari, è un progetto che già abbiamo, già studiato e che abbiamo candidato ad un bando nazionale che si chiama Sport e Periferie e di cui attendiamo finanziamento. Quindi il progetto c'è e sappiamo anche dove andare a prendere i soldi. Dopodiché si tratta di restaurare quello che già è in auge. È vero, abbiamo il Palablu, abbiamo gli impianti sportivi, abbiamo la palestina delle scuole medie, ma sono delle realtà che sono oberate già di attività sportive. I nostri giovani chiedono altro, chiedono ulteriori spazi dove poter praticare lo sport. E non solo i giovani, ma anche gli anziani, gli adulti, perché una pista per l'atletica non ce l'abbiamo, ma può essere utile anche per i gruppi di cammino, ed è quello che noi vogliamo fare nelle caserme Masek, finanziati dal bando nazionale. Dopodiché, sempre lì al caserme Masek, abbiamo già un discorso ben avviato con l'ATER per la costruzione di 7 appartamenti di residenza popolare, cioè le case popolari, che sono necessarie per le nostre famiglie in difficoltà. Un progetto da 1.200.000 euro, ma questo è già avanti, già in corso, il progetto esiste, arriva il finanziamento, si parte e avanti tutta. Cittadella delle Arti, idem, gli edifici ci sono, vanno restaurati, ma non sta parlando di realtà impossibili, stiamo parlando di progetti assolutamente fattibili. Altre infrastrutture. Allora, il nostro pallino ovviamente sarà quello della messa in sicurezza di alcuni punti della viabilità che sono critici e la riqualificazione del tessuto urbano. Partiamo da dove? Partiamo dalla tanto agognata Piazza Europa. Finalmente, dopo un diverso tempo dedicato al dialogo con i privati, tra fine aprile e primi di maggio, i 3 privati
hanno sottoscritto la comunicazione dove accettavano le direttive date dall'amministrazione comunale e la viabilità che porterà allo sviluppo di quest'area. Beneficio pubblico sarà una nuova piazza Europa che si svilupperà sul retro della cortina di edifici che noi oggi vediamo. Dovrà essere una piazza bella, aperta, non deve essere un ghetto, non deve essere fucina di problemi sociali come la droga, ma deve essere aperta, deve dialogare con il bel parco della Nutra che abbiamo restaurato noi di recente, una piazza che accolga la comunità, le manifestazioni e anche il mercato. Dopodiché ci sposteremo su Cimetta e Cimavilla e cercheremo di trovare una soluzione concreta per la messa in sicurezza della Cadore Mare, realizzando delle parti di piste ciclopedonali e 2 rotatorie, una per l'innesto davanti alla zona industriale di Cimavilla e una davanti a Piave e Servizi. Recentemente abbiamo avuto un incontro a Cimavilla con l'assessore regionale De Berti, la quale ci ha detto che finanziare un'opera così al suo completo è impossibile perché costa più di 4 milioni di euro e la regione non ha tutti questi soldi per un unico comune, visto che in un anno la regione può permettersi 8-10 milioni di euro per tutta la manutenzione regionale. Però ci impegneremo, continuiamo a impegnarci per trovare dei fondi importanti affinché quest'opera possa essere conclusa. Nel frattempo realizzeremo 2 piste ciclopedonali, una in via Baldoni per entrare dentro la zona industriale dove c'è l'Arturs e una sull'argine del Rio Ghebo per servire le famiglie che sono dirimpettaie alla Cadore Mare. Per quanto riguarda via Vittorio Veneto, anche qui c'è una pista ciclopedonale che è bloccata, è mozzata. Ci impegneremo almeno a finire quei 300 metri che sono già abbozzati, però il tratto successivo fino a via Piave, vi ripeto, costa quasi 2 milioni di euro e al momento il comune non ce li ha, come non ce li ha né la provincia e neanche la regione, ma faremo di tutto per andare a rispondere alle esigenze della comunità. 5 minuti, allora partiamo. Ribatto due questioni, torno sul punto. Allora, attendiamo i finanziamenti. Signori, i finanziamenti non hanno nome. Se ci sono progetti presentati che si sa che verranno finanziati, sono qua se sarò sindaco per continuare i progetti, perché i progetti belli e utili non si buttano via, ma i progetti non si chiamano Roberto Betto, Lisa Tomasello o chi per esso, si chiamano Comune di Codogné, i finanziamenti arrivano al Comune di Codogné. Stiamo subito questa questione qua, anche per quel che riguarda il contributo del 28 maggio per le sismiche, quindi chiunque sarà il sindaco farà. Dopodiché tutti i progetti di cui sento parlare sono progetti che sono delle grandi idee, tipo la Piazza Europa, benissimo, ma è una scheda, signori, non ci sono convenzioni sottoscritte, ci sono solo grandi idee. La scheda l'avevo lasciata 10 anni fa, ce n'è una nuova adesso, ma sempre le schede si tratta. Di concreto nulla e sono passati 10 anni. Quindi là bisogna trovare l'accordo con i privati, ma siamo ben lontani dall'averlo trovato. Allora, detto questo, un'ultima roba, l'Ater è noto che non fa niente da una vita, quindi o vedo convenzioni firmate con impegni precisi, altrimenti preliminari, se tutti buoni farli ragazzi, ce la raccontiamo e dopo la vediamo. Detto questo, arrivo al mio intervento. Allora, l'obiettivo che ci siamo dati nel nostro programma è in generale quello per cui devi votare un sindaco, cioè se ti migliora la qualità della vita nel quinquennio in cui dirige, altrimenti si passa a qualcos'altro. Allora, significa garantire la sicurezza del cittadino nel senso più ampio e in tutte le sue forme, quindi vuol dire collaborare con le forze dell'ordine, lavorare con i vigili urbani che abbiamo, lavorare con l'ufficio tecnico perché le strade siano in sicurezza, perché i fossi vengano sfondati quando serve, perché vengano puliti, perché ci sia la manutenzione del verde urbano. Allora ragazzi, ho visto la Mutera tagliata una settimana fa, mia figlia stamattina mi domandava: mamma, a scuola ci chiediamo come mai è stata tagliata l'erba della Mutera e non quella delle scuole che ha i giardini e i cortili con l'erba alta 1 metro. Lascio a voi la risposta. Dopodiché, nei 10 anni in cui sono stata sindaco, abbiamo messo in sicurezza le strade. Tutto quello che c'è dove si cammina in sicurezza è stato fatto sotto la mia amministrazione. I miei 10 anni e qualcosa era stato già iniziato prima da Gianfranco Lorenzon. Allora parlo della pista che va da Rover Basso a Vazzola,
che è stata pensata perché si vanno, come dire, a riunire i territori, a creare un tessuto connettivo, perché si evita in questo modo che le frazioni vengano isolate. Lo stesso valga per il colmamento e la realizzazione della pista ciclabile Cimavilla, che è stata, come dire, un'opera monumentale dal punto di vista della sicurezza e anche del decoro, poi, no? Nel senso che comunque è stato un lavoro che viene riconosciuto utile per la sicurezza ma anche per l'edificato che c'è. Poi abbiamo realizzato questa palestra, abbiamo realizzato il polo regolatorio Rover Basso per la medicina integrata e l'Avis, ristrutturato il Mazzorin, la Giannino Cillotto, sistemato la piazza di Civetta e realizzato tratti di fognatura, oltre ad aver ampliato i cimiteri. Allora, io di tutto questo in 10 anni vedo le cose che abbiamo fatto noi, ho visto ben poco di quello che è stato fatto dopo. Il nostro comune ha bisogno di riprendere a crescere e quindi su questo punto direi che alcuni punti cardine sono la manutenzione, come ho detto prima, del verde, dei fossi, l'asfaltatura di strade, alcuni punti della pubblica illuminazione che mancano in alcune parti di Cimetta, di Rover Basso, sicuramente, Borgo Chiesa che grida vendetta al cospetto del Dio, l'asfalto davanti al municipio, tante cose che si potevano fare prima. Poi bisogna fare il gran lavoro di realizzazione o di ripensamento sicuramente dell'area che riguarda la caserma Maset, ma di questo abbiamo già detto, perché ci serve un intervento grande, un intervento complessivo che prenda, come dire, che abbia un respiro sovracomunale, diversamente non ce la facciamo, anche se ci sono progetti presentati ma non finanziati. Allora, io dico che siamo qua, cioè nel senso, io ho una visione di questo comune, una visione di un comune che sia un comune collegato con altri, dove le periferie non rimangano scollegate, con le questioni che vi ho detto prima. È vero che non ci sono i soldi, ma li abbiamo chiesti tanti anni fa, li hanno chiesti adesso, se siamo bravi, con bravi progetti, ce li danno. Luca Zaia a me ha dato una montagna di soldi, signori, perché quando si andava con un progetto buono, il progetto buono veniva finanziato. Adesso è solo questione di presentare progetti buoni e di saperli sostenere. Grazie. Beh, grazie per aver citato Luca Zaia, perché è uno dei migliori amministratori che abbiamo a livello nazionale, ma neanche lui fa i miracoli. I soldi per le piste ciclopedonali e per la manutenzione dei soldi in Regione Veneto sono massimo 10 milioni di euro all'anno, e questo ce l'ha confermato anche l'assessore regionale De Berti. Dopodiché le periferie sono scollegate, sì è vero, però tu Lorena non hai mai progettato la pista ciclopedonale sulla Cadore Mare che colleghi Cimetta a Cimavilla. Siamo stati noi nel 2010 a partire con il progetto in modo da collegare in maniera definitiva le frazioni. Dopo non siamo riusciti a recuperare i fondi, ma il progetto ce l'abbiamo. Appena arrivano i fondi lo candidiamo e quindi ci portiamo a casa i soldi. Sfalcio dell'erba, è vero, è un problema annoso, però ricordo che nel 2009, quando siamo arrivati noi, non c'era un centesimo per lo sfalcio dell'erba e abbiamo dovuto fare la giornata dell'ambiente, noi amministratori con tutti i volontari in mudra per sfalciare la mudra perché non c'erano più soldi. Posso dire una cosa? I soldi per lo sfalcio dell'erba sono gli stessi soldi che servono per il sociale, nel senso che da lì si va a pescare, quello è il calderone, noi come priorità abbiamo dato il sociale. Allora, fin qua siamo arrivati, bene. Adesso affrontiamo le ultime 3 domande. Le ultime 3 domande che pesco un po' da quelle che mi sono state inviate, anche se a dire il vero alcune domande che mi sono state inviate via mail hanno trovato risposta, secondo me, in quello che Lisa e Lorena hanno detto fino ad ora, però un argomento non è stato proprio toccato di quello che sottopongo, ma prima di dire le domande dobbiamo tirare la monetina per capire chi comincia. Allora, abbiamo sempre l'uomo vitruviano qua in Europa, sempre l'uomo vitruviano qui, e allora l'uomo vitruviano, quindi cominci tu, Lisa.
Allora, la prima domanda che volevo sottoporvi è la seguente, riguarda l'attenzione all'ambiente. Almeno 3 mail sono intervenute su questo argomento. Leggo alcuni stralci un po' di queste domande che mi sono state recapitate. Le lascio anonime, non dico i nomi, abbiate pazienza, non li ho riportati nel copia e incolla, ma chi li ha scritti si riconoscerà. Allora, una domanda diceva così: le candidate hanno una politica di incentivazione per l'utilizzo di fitofarmaci ecocompatibili in sostituzione di quelli attuali inquinanti e impattanti sull'ecosistema? Un'altra domanda, ma va sulla stessa linea. Come credete di poter conciliare il sacrosanto diritto al profitto degli agricoltori e dei vigneti con l'altrettanto sacrosanto diritto alla salute dei cittadini di poter respirare nelle proprie case, giardini, stradine di campagna e così via? Un po' il tema è questo, quello dei fitofarmaci, dell'utilizzo di questi nell'ambito dell'agricoltura. Ecco, se avete un'idea relativamente a questo tipo di tema, e 3 minuti a disposizione a ciascuno. Sono tanta vita. Allora, qua veloci perché 3 minuti sono pochi. Noi abbiamo approvato recentemente in uno degli ultimi consigli comunali un aggiornamento del regolamento sull'utilizzo dei fitofarmaci, restringendolo ancora di più, perché abbiamo adottato quello di tutto il circuito del prosecco Valdobbiadene, Conegliano, di DOC, di OCG. Quindi già noi abbiamo un regolamento molto molto restrittivo. Sarà nostra cura vigilare sempre sul totale rispetto di questo regolamento. Come conciliare i produttori con i cittadini? Allora, intanto porteremo avanti delle azioni per il ripristino delle siepi, che sono contenitive di quanto viene appunto irrorato. Dopodiché controlleremo che questi macchinari siano a norma per quanto riguarda lo sviluppo e lo svolgimento di queste azioni. Vorremmo portare e ripristinare il bosco in città, vorremmo dedicare alcune aree verdi a bosco proprio per creare dei polmoni verdi all'interno del nostro paese. Vorremmo andare a piantare delle aiuole, ma anche degli appezzamenti con delle essenze floreali nostre, autoctone, che al di là di abbellire, però sono importanti per la biodiversità e noi abbiamo bisogno di garantire la biodiversità. Dopodiché, sempre per quanto riguarda cercare di conciliare le attività produttive con i cittadini, vogliamo sensibilizzare alla cosiddetta coltura diversificata. Cioè, è vero che adesso il prosecco traina molto, niente da contestare, però è anche vero che non si sa fino a quanto trainerà il prosecco, quindi noi vogliamo sensibilizzare ad attivare, a piantare colture diverse e perché no, proprio la mela cotogna, che viene battuta al mercato agricolo ancor più del prosecco. Quindi come filiera che è già stata impostata, anche qui io ringrazio tutti i volontari, tutte le associazioni che si sono prodigate per portare avanti la cultura, la valorizzazione della cotogna insieme all'amministrazione comunale. Questo secondo me è una strada nuova per cui i nostri giovani imprenditori possono veramente trovare un buon reddito e anche una buona soddisfazione personale. Ancora 30 secondi? Benissimo. Ancora di più, per incentivare una maggiore conciliazione tra produttori e cittadini, noi vogliamo puntare anche sulle PPL, cioè su questo progetto regionale che si chiama Piccoli Produttori Locali. Gli agricoltori che producono, ma producono in maniera consapevole e cosciente, garantito da diversi standard, dall'applicazione di standard regionali, potranno poi rielaborare all'interno della loro casa il prodotto con la garanzia che sia corretto anche dal punto di vista sanitario se aderiscono al progetto delle PPL. Sì. Allora, è chiaro che le occasioni di lavoro, come è stata quella, o comunque diciamo le opportunità di sviluppare dei temi come è stato quello del prosecco, portano con sé anche il lato B della medaglia, quindi colture molto più intensive che creano sicuramente anche qualche, il lato B della medaglia, che è quello appunto dell'uso di questi fitofarmaci. Però
Ci sono regolamenti, il Comune di Codogno l'ha adottato, si vedrà se si potrà, come dire, magari anche utilizzare qualche incentivo, perché io credo in questo come dire, nell'utilizzo anche dei prodotti che siano un po' più ecocompatibili, un po' più biologici rispetto all'uso della materia chimica, che comunque come dire, dalla quale però non si può proprio prescindere del tutto. Io ho avuto come amministratore di sostegno tra le varie vicende, come dire, di lavoro che ho affrontato col Tribunale, anche la gestione di un vigneto proprio in zona di OCG, per cui molto appetibile, e ho visto che c'era una montagna di persone che lo volevano per coltivare, come dire, col metodo biologico, tra tante difficoltà, perché attorno invece c'era tutt'altro, però si può anche fare. Con questo voglio dire che non sono incompatibili le due questioni, cioè si può fare uno, si può fare l'altro. Io sono anche fiduciosa che i giovani imprenditori, perché per fortuna che ce ne sono, cioè da un po' di anni a questa parte, grazie anche alla redditività che in qualche modo il Prosecco garantisce, si sono riavvicinati anche all'agricoltura giovani imprenditori che pensano di fare questo, erano anni che non si vedevano più, a meno che non avessero la famiglia, no? che si occupava di questo. Quindi sono anche fiduciosa rispetto a questi giovani, che quindi hanno una sensibilità diversa da questo punto di vista qua. Poi teniamo conto che ci sono anche tante prescrizioni, tra i quali i registri dove bisogna annotare, no, tutti i trattamenti che si fanno, i quantitativi, avere il patentino, avere l'attrezzatura a posto, eccetera. Quindi è già stato fatto un lavoro in questo senso qua. L'amministratore comunale cosa può fare? Può aiutare nel senso di coltivare la cultura del rispetto, no? e della biodiversità, ma anche della coltivazione biologica, perché si può fare anche questo, anche se in quantità magari un po' più limitate, nel senso che bisogna dare lo spazio un po' a tutti. Bisogna far crescere la cultura nei ragazzi, nei giovani, del rispetto dell'ambiente, perché questa è la grandissima sfida che spetta agli amministratori. Tutte le altre questioni che vengono, dalla mela cotogna al figo moro che lei a Fregona, eccetera, eccetera, vanno benissimo perché ci aiutano a creare altre opportunità, ed è, come dire, compito, peculiarità degli amministratori crearle queste opportunità o incentivare quelle che ci sono già. Noi siamo aperti anche ai suggerimenti su ciò che si può fare. Grazie. La seconda domanda comincerà Lorena la risposta, e tra le varie mi pare così di un certo valore sia educativo, e sociale e culturale, la questione delle scuole materne. Una persona mi ha inviato questa domanda e precisamente la leggo testualmente come mi è arrivata: come pensate di aiutare le 2 scuole materne che ad oggi vivono problemi di gestione a causa della diminuzione della natalità e dell'aumento dei costi di gestione? Allora, io credo che le scuole materne vadano, come dire, sostenute in ogni modo. In questa zona, in questo territorio, sono l'unica possibilità che abbiamo, non ci sono le scuole pubbliche. A Codogno non c'è una scuola materna pubblica, anche perché svolgono un grandissimo favore allo Stato, nel senso che per ogni bambino che viene accudito in una scuola materna paritaria, lo Stato spende più o meno 500 euro all'anno contro i 6.000, scusate, al mese, contro i 6.000 che costa un bambino accudito nella scuola pubblica, proprio perché ovviamente ci sono altre. Allora qui c'è il contributo dei genitori, certamente c'è il contributo del comune. Vorrei dire, e penso come dire, che questo impegno ce lo possiamo prendere, che va incentivato sia il contributo economico del comune, compatibilmente col bilancio, che siamo consapevoli che è un bilancio, come dire, risicato, però ci devono fare le scelte, questo in primo luogo. In più so che ci sono tanti genitori, tanti gruppi di volontari che aiutano comunque lo svolgimento di questa attività con tutte quelle attività secondarie che sono, come dire, di aiuto anche economico, proprio si raccolgono i fondi con le feste, si fanno le manifestazioni, si creano, no, le occasioni in cui si possono raccogliere.
Vanno incentivate tutte queste attività perché non è che abbiamo tante altre possibilità. Attingiamo dal bilancio, attingiamo dalle rette dei genitori, cerchiamo di vedere anche chi è in difficoltà, perché poi c'è anche questa questione, perché la disoccupazione ha portato anche a questo, quindi la perdita dei posti di lavoro, quantomeno la riduzione delle entrate, porta anche a dire vabbè, cerchiamo di tirare un po' indietro, soprattutto gli asili nido, ce li teniamo a casa eccetera, ma non funziona, cioè nel senso che si perdono servizi, si perdono opportunità di crescita per i ragazzi, per i bambini. Quindi queste attività vanno mantenute. Bisogna trovare la soluzione per finanziarle e ribadisco, un po' fa il comune, un po' fa la famiglia, un po' fanno sicuramente le attività di supporto e di contorno che devono essere incrementate e questo connota una comunità. Grazie. Io la soluzione ce l'ho e si chiama Progetto E se diventi farfalla, già attivato da un anno a sta parte e che proseguirà per i prossimi 3 anni. Che cos'è il progetto Se diventi farfalla? Il Comune e le associazioni comunali, vedi la Proloco, hanno partecipato a un bando nazionale di fondazione bancaria aggiudicandoci 55.000 euro per 4 anni, quindi 13.000 euro all'anno, da investire nelle scuole e negli asili per attività 0-6 anni.